Grazie di essere venuti a questo nostro incontro, l'ultimo in programma quest'anno per il progetto Venezia 2024, che il nostro professor Manno ha saputo coordinare in maniera meravigliosa, utilizzando l'amicizia di tanti amici qualificati, e noi stasera abbiamo l'amico Federico Moro, che tutti noi conosciamo, e io vorrei subito iniziare, come consuetudine, un bellissimo applauso a Moro, ma soprattutto a Manno che l'ha coinvolto. Un applauso di quelli scroscianti. Abbiamo avuto da parte del sindaco le scuse per non essere con noi, ci aveva promesso che sarebbe venuto, però dice Campa: non vengo io, ma mando un personaggio che è altrettanto importante, perché è il sindaco in piccolo del comune di Venezia, della città di Mestre, e quindi invito qui con me il presidente della municipalità, che ci darà l'indirizzo di saluto dell'amministrazione. Visto che ho la parola, approfitto per dire 2 o 3 notizie. Tutti voi avete ricevuto, credo, l'invito, avete visto le locandine. Se qualcuno non avesse ricevuto ancora l'invito e volesse essere invitato, fuori poi c'è un cartoncino, l'importante è scrivere il nome, il cognome, il numero di telefono e la email, e noi provvederemo a inserirvi nell'indirizzario per il programma delle Venezie del 2025, di cui non vi anticipo assolutamente nulla, ma credo che Manno meriterà un doppio applauso, perché ho visto le bozze ed sarà un programma interessantissimo. Non lo faremo a gennaio, facciamo un po' di festa e cominceremo da febbraio, giusto? Quindi calcolate che febbraio siete impegnati alla nostra prima. A proposito di anno nuovo, sono aperte le iscrizioni al Circolo Veneto. Qualcuno mi dice: ma come faccio a iscrivermi, eccetera? Io vorrei mandarvi la lettera e il bollettino postale a tutti, però non voglio abusare. Chi volesse essere socio, insomma, avete l'email nostra, mi scrivete, sarei onorato, sarei contento. Se volete, sono socio e vi mando la lettera di iscrizione, il bollettino postale, con tanti saluti e ringraziamenti da parte di tutti noi del Circolo Veneto. Merito un applauso, perché sancisce la vostra mail adesso. Cioè, non basta solamente l'applauso, vuole l'applauso e andando a casa bisogna fare la mail dicendo: vorrei essere socio. Cosa dice Campa? Io dico sì, benissimo, socio per tutta la vita. Credo di aver detto tutto, perché non voglio portare via tempo nella nostra incontro di stasera. Credo però che noi potremo veramente essere soddisfatti alla fine di questa nostra tornata di un bellissimo ciclo di conferenze che ci ha visti molto numerosi, partecipi e tutti contenti ed entusiasti, perché il professor Manno ha saputo in questi 2 anni mettere in moto un meccanismo di coinvolgimento rispetto a temi di grande attualità, dei maestri di Venezia, non per nulla si chiama Le Venezie il nostro programma, ma soprattutto ha individuato una serie di relatori molto molto capaci di tenere il pubblico e un'assemblea. Non sono le solite lezioni accademiche dove uno in qualche maniera dopo un po' sbadiglia. Qui fino alla fine siamo tutti quanti entusiasti, perché ci tiene sulla corda, e stasera sarà una serata che concluderà quest'anno sulla falsariga di questo. Direi di dar la parola al nostro presidente di municipalità, che ci porta i saluti dell'amministrazione. Noi ringraziamo il signor sindaco, ringraziamo l'amministrazione, sappiamo che sono vicini a noi e li vorremmo ancora più vicini l'anno prossimo, e basta. Poi faremo l'applauso anche al presidente, in maniera tale che possa dire al sindaco che è stato applaudito per interposta persona, con l'impegno ad esserci più vicino. Tutto. Sì, grazie. Buona serata e benvenuti a tutti. Io, oltre ai saluti del sindaco e dell'intera amministrazione, sono qui per ringraziare perché le conferenze che sono state preparate, proposte all'intera cittadinanza mestrina e non solo, sono interessantissime, perché non solo fanno conoscere degli aspetti della nostra città a molti sconosciute, ma fanno rivivere, rivedere e prendere in considerazione sotto un altro aspetto la presenza nostra, il nostro attivismo nella città. Sono
argomenti interessanti che hanno portato moltissime persone ad ascoltarvi, e questo è una nota di plauso e vi impone, vi obbliga a continuare con questo servizio, perché lo chiamo servizio, che continuate, che fate la città. Ho partecipato alcune volte, anche altre volte alle vostre, sono interessantissime, però anche il fatto stesso, arrivando qua questa sera, ho incontrato tantissime persone, l'ascensore era sovraccarico, le persone giravano, il Candiani funziona, è uno spazio espositivo molto importante che dà la possibilità ai cittadini di giorno dopo giorno di inserirsi in un contesto importante. Venite qui, avete visto diverse locandine, c'è una programmazione fitta e questo noi dobbiamo tenere in considerazione, anche perché la città ogni anno va ad aumentare ogni anno la proposta culturale e la risposta è positiva. Adesso a Natale si aprirà anche un nuovo punto, diciamo, lo chiamo di incontro, ma soprattutto di proposta culturale, che è l'ex Emeroteca, e che quindi ci vedrà tutti quanti di nuovo impegnati per risodalizzare e anche e soprattutto per riconfermare il nostro impegno, frequentandolo, visitandolo e aderendo alle varie iniziative. Quella del Forte, non a caso, se noi guardiamo 20 anni fa, all'interno del Forte Marghera, al di là dell'aspetto storico, le amministrazioni hanno fatto sempre delle scelte importantissime, tanto che le persone si sono avvicinate. Voi sapete che all'interno, per entrare al Forte, c'è un contapersone. Noi andiamo a 300-340 mila persone all'anno. Quindi sono tantissime presenze. Allora bisogna che restauriamo quei bastioni, però. Bisogna estirpare quelle piante come hanno fatto a Palmanova. Allora, sicuramente l'amministrazione è impegnata nel dare, diciamo così, ai nuovi spazi, agli spazi che sono fatiscenti, con investimenti importanti, aprendo padiglioni nuovi, aprendo anche alla cultura, diciamo così, della Biennale ed altro, e quindi questo è un aspetto che deve essere tenuto conto, perché Mestre non è seconda come proposta e non va in contrapposizione a Venezia, ma è complementare, perché lo dico sempre, se a Venezia vive un determinato tipo d'orario, una fascia oraria di interesse, che può essere quella dalle 10 alle 18 alle 20, perché poi chiudono il Biennale o meno, il grosso dei turisti alloggiano a Venezia. Noi dobbiamo saper proporre delle iniziative che vanno ad essere complementari, quindi dalle 18 in poi la città deve vivere, deve essere presente, e vediamo che ci sono parecchi turisti che cominciano a girare per Mestre, e la prova è il fatto che lo vediamo dagli ingressi, lo vediamo dalle iniziative che abbiamo fatte e dalle risposte. Con questo augurio impegniamoci tutti a portare persone, a condividere e a rappresentare al meglio noi stessi e la nostra città, perché queste sono iniziative che vanno lodate. Ancora il ringraziamento al Circolo Veneto, perché diciamo così ormai è assodato, non ci aspettiamo se non che continui, perché non sarebbe una bruttissima sorpresa il fatto che molli qualcuno, ma anzi vediamo che negli anni ha incrementato con tantissime iniziative, anche in modo, diciamo così, eventualmente anche diverse dal punto di vista della scrittura, della pittura, della cultura, delle iniziative, del premio di scrittura. Insomma, vediamo che è a 360 gradi, e direi che anche l'iniziativa e la proposta di iscriversi di Cesare Campa non deve essere sottovalutata, perché è un incoraggiamento all'associazione per continuare a migliorare. Grazie e buona serata a tutti. Grazie. Buonasera a tutti quanti e grazie anche al Presidente della Municipalità. Mi associo all'invito di Federico di pensare di restaurare anche il circuito murario di Forte Marghera. È una spesa ingentissima, perché
diciamo, è occupato da una fittissima vegetazione. Però per cominciare si potrebbe magari pensare a un unico bastione, potrebbe essere un lavoro sperimentale molto interessante per far cominciare a capire a tutta la gente che va lì, anche indicargli un segno della storia di questo manufatto straordinario che sta cambiando anche la vita di Mestre, proprio per l'afflusso, per le continue iniziative e poi un afflusso di persone di tutte le età. Bene, il mio compito come al solito è quello di presentare il conferenziere, però in questo caso è un compito facilitato perché Federico è senz'altro uno degli storici, degli intellettuali che più ci hanno aiutato in questo progetto Venezia. Vi ricordo che all'inizio, proprio il primo anno, ho tenuto ben 3 conferenze di carattere storico generale. Federico è una persona poliedrica e quindi presentarlo poi richiederebbe veramente tanto tempo, ma noi lo chiamiamo qui soprattutto per le sue competenze di storico di Venezia e anche per la grandissima capacità che ha di divulgare la storia di Venezia. Stasera è una serata specialissima perché iniziative anche divulgative sul Forte di Marghera ne sono state fatte nel corso degli anni. Però questa serata sarà speciale perché, io lo so già, insomma, Federico ci darà una lettura del tutto nuova su Forte Marghera. Non voglio rubargli lo spazio né prendergli la scena, però mentre fino ad oggi abbiamo sentito parlare di Forte Marghera in una maniera molto circostanziata, legata ai episodi eroici e patriottici della Resistenza, dei moti del 48, eccetera, eccetera, Federico questa sera ci farà capire che le vicende di Forte Marghera fanno parte di un quadro ben più ampio, e ci darà appunto una nuova lettura storiografica sulle vicende che caratterizzano il Forte e che hanno fatto la storia di Mestre, oltre che di Venezia, perché il manufatto del Forte di Marghera, ideato, iniziato dai francesi e poi completato dagli austriaci, è un manufatto che di fatto, anche dal punto di vista urbanistico, ha letteralmente cambiato le sorti di questo territorio. Quando parlo di questo territorio non mi riferisco solo a Mestre, ma mi riferisco anche a Venezia, la cui Repubblica ormai era caduta qualche anno prima. E tra l'altro, proprio in questa prospettiva, che è la prospettiva del progetto Venezie, rivedere la funzione e il ruolo storico che ha avuto Forte Marghera ci consente anche di interrogarci da un'altra angolazione, soprattutto sulla storia di Mestre, perché molti di quelli che intervengono sul Forte Marghera, dicono che appunto è il primo forte fortificato, eccetera, eccetera, facendo un discorso sulla militarizzazione del territorio, ma in realtà, ormai lo sappiamo, la prima vera fortificazione di questa parte del territorio sono state le nuove mura di Mestre, cioè quello che viene definito il Castelnuovo, va bene? Ma, e non voglio aprire l'argomento perché appunto darò la parola a Federico, mentre nel 300 Venezia costruisce una difesa murata pensando alla città di Mestre, più che città era ancora un borgo di Mestre, quindi una cinta fortificata per proteggere la popolazione, quindi le abitazioni, il forte pensato dai francesi è un Forte Marghera, è un forte completamente diverso, con un'accezione e un pensiero strategico difensivo completamente diverso da quello veneziano. E qui mi fermo perché non è questo l'argomento di cui dobbiamo parlare questa sera. Bene, dicevo, una nuova lettura storiografica che, se qualcuno di voi è interessato, potrà vedere molto meglio e con dovizia di particolari in questo libro che Federico ha pubblicato. Il titolo è Il Risorgimento Veneto 1848-49 e alla fine di questo libro ci sono anche delle considerazioni specifiche sul Forte di Marghera che magari sentiremo anche questa sera. Però, ripeto, è solo alla fine, perché si comincia a parlare nello specifico del Forte da pagina 302, mi pare, fino a pagina 313. Ma prima sono illustrate tutte le vicende politiche che hanno anticipato l'assedio del Forte, che hanno a che fare
con la storia dell'Italia e quindi con gli stati che sono stati coinvolti nei moti, con considerazioni assolutamente inedite e originali fatte da Federico. E io con questo gli cedo la parola e lo ringrazio ancora per l'aiuto che ci sta dando. Grazie a Cesare Campa, ad Antonio Manno, al Circolo Veneto, a tutti voi che siete qui stasera. Cominciamo con una proposta di tipo turistico. Forte Marghera, via Parco San Giuliano, arriviamo a quello che nel 1848 viene chiamato Forte Manine, i francesi quando lo costruiscono chiamano Fort O, che attualmente è dell'esercito, ma l'esercito vuole dismettere. Colleghiamo il tutto con l'isoletta di Campalto che è lì di fronte, abbiamo il triangolo perfetto di quel segmento della linea difensiva. Non potremo più, e ci passiamo, e i nostri turisti potranno così attraversare i luoghi delle battaglie e al tempo stesso magari essere informati su quello che vi è successo. Benissimo. Cominciamo pure da un bastione, ma da qualche cosa bisogna cominciare perché i bastioni non possono reggere a lungo questa invasione di rovi che li sta distruggendo, quindi vanno assolutamente salvaguardati. Purtroppo dall'altra parte c'è la prima zona industriale, quindi di Forte Rizzardi non abbiamo più traccia, abbiamo la rampa Rizzardi al suo posto. Io ho scritto Risorgimento Veneto perché ho cercato di analizzare la prima guerra d'indipendenza secondo quello che è l'angolo visuale che dal punto di vista internazionale è universalmente riconosciuto. Cioè il fronte principale della guerra non è sul Mincio, a vincere o a perdere non possono essere i piemontesi, in realtà il perno strategico di tutta la prima guerra d'indipendenza è Venezia. Non averlo compreso è l'errore di fondo del governo rivoluzionario veneziano, è l'errore gravissimo del governo Sabaudo, averlo capito è la vera ragione della vittoria di Radetzky. Quindi c'è un capovolgimento di visuale. Non è Venezia e il Veneto il lato secondario del fronte, è il lato principale, è qui che si vince o si perde. Il Risorgimento è il mito fondativo della nazione italiana e essendo il mito fondativo della nazione, ovviamente è il campo prediletto della retorica. Si comincia nell'Ottocento, si va avanti per tutto il Novecento. Questo ha danneggiato moltissimo la vera storia del Risorgimento, in modo particolare della prima guerra d'indipendenza, che è stata piegata alle esigenze di propaganda sostanzialmente di Casa Savoia, la quale invece l'aveva concepito, ed è questo il problema iniziale del 1848, come mera guerra di espansione dinastica tesa all'acquisizione della Lombardia. Ed è per questo che Venezia semplicemente non rientra nell'angolo visuale di Carlo Alberto e dei suoi generali. Il 48, parliamoci chiaro, è una autentica rivoluzione popolare che interessa tutta Europa. Tra l'altro comincia a Palermo il 12 gennaio, in occasione del compleanno del re delle due Sicilie, e esplode, dilaga da Parigi a Vienna, da Budapest a Berlino, naturalmente a Venezia e a Milano. Ovunque nell'Italia settentrionale si formano dei governi provvisori. I due più rilevanti sono quelli di Milano e di Venezia, ma ce ne sono molti altri e questo per esempio è un problema grave a nord-est perché praticamente ogni municipalità si erige a governo indipendente e la incapacità da parte del governo veneziano di raccordare Venezia con la sua terraferma e di uniformare gli sforzi anche militari è una delle spiegazioni poi del successo di Radetzky. Ovunque si formano la Guardia Nazionale e soprattutto i veri protagonisti dell'insurrezione e i veri protagonisti di tutta questa prima fase sono i repubblicani. Non è una questione
così insignificante? Perché nello scontro tra l'anima repubblicana della rivoluzione e la dinastia dei Savoia c'è tutta la spiegazione di quanto è poi successo. A Venezia emerge la figura di Daniele Manin, che è senz'altro un personaggio carismatico, ha anche una grande capacità di conciliare le posizioni, prevale sul suo rivale politico, che è l'avvocato Avesani, più moderato, però bisogna dire la verità che oltre al carisma personale, Manin ha anche una grande capacità di gestione degli uomini e delle cose. Purtroppo non ha nessuna visione strategica e questo peserà gravemente sugli eventi successivi. Il punto è che da Milano a Parma, da Firenze a Venezia, da Palermo a Udine, c'è un pensiero dominante. Abbiamo sbattuto fuori gli austriaci e i loro rappresentanti locali, il nostro lavoro è fatto. Adesso è sceso in campo Carlo Alberto, il lavoro sarà finito dall'esercito sabaudo. Ed è questo l'errore di fondo che viene compiuto. Innanzitutto gli austriaci. Gli austriaci sono rappresentati qui da un uomo di grandissimo spessore, che è il feldmaresciallo Radetzky. Radetzky non è soltanto l'uomo che all'epoca ha steso in gran parte il piano della battaglia delle nazioni del 1813 o battaglia di Lipsia, che è la sconfitta fatale di Napoleone. Non è soltanto un veterano molto esperto di cose di guerra, è un profondissimo conoscitore dell'Italia. Si è sposato un'italiana, ha vissuto moltissimo a Milano, conosce alla perfezione ogni angolo della penisola e tra l'altro ha a disposizione, unico comandante d'armata di tutto l'impero, ben 2 corpi d'armata, uno per la Lombardia e uno per il Veneto. Anzi, la Venezia. Piccola annotazione, il regno lombardo-veneto non esiste, esiste il regno lombardo-veneziano, questa è la traduzione del tedesco. E il Veneto non esiste, esiste la Venezia nei documenti austriaci. È così una cosa, anch'io dirò sempre lombardo-veneto perché ormai è diciamo di uso corrente e quindi, però spesso le parole hanno il loro peso. Perché ha 2 corpi d'armata? Ma perché il Lombardo-Veneto è la zona più ricca dell'impero. La ragione per cui a Vienna non vogliono assolutamente privarsene è che il gettito d'imposta annuale del Lombardo-Veneto è insostituibile e per questo non lesinano nelle truppe di occupazione. Radetzky ha ai suoi ordini anche un certo numero di coscritti di lingua italiana, dei quali non si fida minimamente. E ha assolutamente ragione, perché in realtà diserteranno in massa le bandiere imperiali. Tra l'altro ha un altro problema. Vienna gli rimprovera di sparpagliare i suoi reparti in tutte le città cittadine, paesi, paeselli del Lombardo-Veneto. E lui risponde che soltanto con la forza delle baionette riesce a tenere buoni gli italiani, che se no esploderebbero in una rivoluzione. Non solo gli soldati di lingua italiana, pensiamo soltanto a Pier Fortunato Calvi, giusto per fare un nome che conosciamo penso un po' tutti, da Noale, ufficiale del Genio, che diserta il giorno stesso. E per una buona metà combatterà effettivamente nei ranghi dell'insurrezione. Notate bene che per loro, disertori dell'esercito imperiale, è un rischio straordinario, perché se presi non sono prigionieri normali, sono traditori passibili di fucilazione sul posto. Un'altra metà però verrà lasciata andare a casa dalle autorità rivoluzionarie e questo è il primo grave errore di Manin a Venezia, del governo provvisorio lombardo a Milano e via dicendo. In effetti tutti questi uomini avrebbero potuto rappresentare il nocciolo di un'armata veneziana e un'armata lombarda formata da personale addestrato. Invece
Questo non avviene se non in misura limitata. L'altro secondo errore è di lasciar andare via tranquillamente i reparti imperiali. Pensiamo al famoso Kinsky che è acquartierato alle Zattere, viene lasciato partire. Addirittura ci sono battaglioni che partono da Rovigo, da Ferrara, da Padova e raggiungono tutti Lisonzo e Gorizia. L'altro gravissimo errore, quello veramente strategicamente fondamentale, è non recuperare le navi. La flotta, che non si chiama Austro-Veneta come capita di leggere, ma è semplicemente l'Imperial Regia Marina, ha la squadra operativa all'ancora a Pola. Io dedico molte pagine a questa parte qui perché è quella decisiva. La flotta ha ufficiali quasi tutti veneziani, i quali passeranno in massa alla rivoluzione. Non sono però veneziani gli equipaggi, perché non possono essere considerati tali i giuliano-dalmati, che all'epoca non nutrono sentimenti nazionali, con grande delusione vedremo anche di Tommaseo, e meno ancora ovviamente gli slavi e gli ungheresi e i germanofoni che sono in larga misura a bordo degli equipaggi. Questo spiega due cose. Da un lato perché gli ufficiali passano alla rivoluzione, dall'altro come sia possibile che queste navi in 448 tornino in mare sotto la bandiera imperiale e diventino operative. L'errore gravissimo lo commette un altro avvocato, questa è una guerra di avvocati, forse questo già ci spiega. Mengaldo verrà accusato da Bianchi, un storico e militare piemontese, di essere più esperto di pandette che di campi di battaglia, ed è indiscutibilmente così, il quale manda l'ordine a Pola di rientro della squadra affidandolo al comandante del vapore del Lloyd austriaco, che deve riportare l'ex governatore Palfi, che fra l'altro è ungherese, a Trieste. Naturalmente questo vapore, una volta uscito dalla bocca di porto di San Nicolò di Lido, si guarderà bene di passare per Pola. Notare che il tenente di vascello Baldisserotto si offre personalmente di armare una imbarcazione a sue spese e di portare l'ordine a Pola. E Mengaldo gli dice di no. In questo momento la prima guerra di indipendenza è persa. È persa perché Venezia, per questioni geografiche evidenti, che sono evidenti a tutti in Europa, meno che a Torino, è esattamente il perno di ogni operazione militare, perché si trova alle spalle di Radetzky. E lo è doppiamente perché, come dimostrerà durante l'assedio, essendo una piazzaforte marittima, se avesse libero accesso al mare, e quindi avesse le sue navi, è imprendibile. Una piazzaforte marittima non si può espugnare se non la si chiude anche dal lato marittimo. Notare bene che gli italiani per tutto il 1848 hanno una assoluta supremazia marittima, anche senza le navi rimaste a Pola. Ce l'hanno perché bastano i piemontesi, bastano i pur neghittosi napoletani, che però dispongono di navi a vapore e sono gli unici ad averle, il che in Alto Adriatico fa la differenza. E tutto sommato anche le navi rimaste a Venezia. Insomma, queste navi sono sufficienti per avere il controllo del mare e chiudere dentro Trieste e Pola le navi imperiali. Questo spiega anche perché Venezia resista così a lungo. Le truppe di terra che il governo provvisorio veneziano riesce a mettere insieme restano così inoperose a presidiare una città che in realtà nessuno attacca. E nel frattempo però cosa succede? Che a difendere la terraferma sostanzialmente restano soltanto gruppi di volontari cosiddetti crociati che si combattono a Palmanova, a Udine, soprattutto a Cornuda e quindi a Treviso. A Vicenza fanno miracoli, ma non si vede perché il governo veneziano non manda in soccorso i soldati addestrati di cui dispone. Nel frattempo Carlo Alberto conduce la sua lentissima campagna di annessione della Lombardia,
Notate bene che ci sono i suoi ufficiali che schiumano di rabbia al passaggio del Ticino perché pensano di essere lanciati all'inseguimento di Radetzky in ritirata da Milano. Invece Radetzky viene lasciato ritirarsi senza nessun tipo di disturbo quando basta una carta geografica, la distanza che c'è tra Pavia e Cremona per tagliare la strada a Radetzky è esattamente la stessa che c'è tra Milano e Cremona, quindi avrebbero potuto benissimo tagliargli la strada. È comunque arrivato nel quadrilatero, noi siamo abituati a leggere è lì, è al sicuro. Lì, nel quadrilatero, è prigioniero. Strategicamente è prigioniero. Perché l'unica strada, l'unica via di comunicazione che gli resta con l'impero è la Val d'Adige, strada che non è l'autostrada del Brennero che abbiamo adesso, non c'è la ferrovia, deve percorrere una strada malagevole che corre lungo il corso dell'Adige e alle spalle è completamente circondato da forze italiane insorte. Perché Vicenza, che è ben vicina a Verona, è insorta. Non per niente Radetzky, fin dal primo giorno, tempesta Innsbruck, dove si è rifugiata la corte imperiale, e in modo particolare Schwarzenberg, che è il cancelliere imperiale del momento, perché gli invii un corpo di spedizione, di soccorso, ma non lungo la valle dell'Adige, che parta dall'Isonzo, cioè da Gorizia, che è esattamente la cosa, a dire la verità, che gli imperiali organizzano fin dall'inizio. Viene affidato a Laval Nugent, il quale parte da Gorizia, come vedete in questa cartina che è molto chiara, prima si preoccupa di prendere Palmanova, poi Udine, che è virtualmente indifendibile, quindi passa il tagliamento e a questo punto passa il Piave, occupa Belluno, scende giù per Vittorio Veneto, quella che allora si chiamava Ceneda ancora, e arriva a Cornuda. La battaglia di Cornuda è la battaglia decisiva di tutta la prima guerra di indipendenza. Custozza è un ammennicolo senza molto interesse. Tutte le altre sono insignificanti rispetto a Cornuda, perché a Cornuda gli italiani hanno la possibilità di fermare il corpo di soccorso austriaco. Se ce la fanno, chiaramente Radetzky è costretto a trattare quell'armistizio che Schwarzenberg gli ha già detto di trattare con Carlo Alberto, considerando l'Alta Italia perduta, così come Palmerston, ministro degli esteri inglese, ha già scritto a Lord Minto, che è l'inviato inglese alla corte sabauda. Sono tutti convinti che la guerra sia perduta per l'Austria ed effettivamente è perduta in questo momento. Nella battaglia di Cornuda però cosa succede? Succede tutto ciò che non dovrebbe accadere. Gli austriaci si presentano a Cornuda e attaccano, si trovano di fronte soltanto parte della seconda divisione volontari, il comando del generale Ferrari, sono tutti romagnoli, volontari romagnoli, sostanzialmente inesperti di guerra, che però si combattono benissimo tutto il giorno, senza che il grosso dei regolari pontifici, al comando di un altro disgraziatissimo generale piemontese, Giovanni Durando, da Bassano si decidano a portargli soccorso. Come vedete nella cartina avrebbero potuto seguire due strade, diciamo una conservativa via Asolo-Maser e arrivare alle spalle dei volontari che stanno combattendo in prima linea, oppure una più aggressiva prendendo alle spalle gli austriaci, più o meno la distanza è analoga. Giovanni Durando scriverà a Ferrari disperato che gli chiede aiuto, arrivo correndo, non si muoverà da Bassano, lasciando i volontari da soli. Combatteranno tutto il giorno, l'unico aiuto saranno i famosi 40 dragoni pontifici che caricano lungo una strada e moriranno quasi tutti, e quindi a questo punto la strada è libera. Tra l'altro Durando si fa fregare anche al passaggio del Brento a Fontaniva e il nuovo comandante austriaco, che non è più Laval Nugent, che è stato sostituito da turno, riesce a bypassare Vicenza
e qua i vicentini dimostrano di che carattere sono fatte, e a ricollegarsi a Radetzky. A questo punto Radetzky ha 3 corpi d'armata. E cosa fa? Lascia un velo davanti agli inerti piemontesi, torna indietro e attacca Vicenza, perché ha capito che Vicenza è il centro del Veneto e da lì si controllano tutte le strade che conducono da un lato all'Isonzo e dall'altro alla Valle dell'Adige. Vicenza è il perno della guerra. Anche a Vicenza Durando non impiegherà i regolari svizzeri di cui pure dispone in abbondanza e che gli chiedono di entrare in azione, lascerà di nuovo i volontari da soli a combattere a Monteberico, alla Rotonda, a Villa Capra, e la città cade. È soltanto nell'ottobre del 1848, quindi dopo che si è svolta la battaglia di Custozza, che è nell'estate di quell'estate lì, che a Venezia concepiscono qualcosa. Ed è la famosa sortita di Mestre. La sortita di Mestre è un capolavoro tattico ed è un straordinario esempio di valore personale degli uomini che parteciparono. Grazie ai lavori che hanno fatto abbiamo di nuovo il ponte sull'Osellino. Bene, naturalmente era un ponte molto più stretto. Noi dobbiamo immaginarci che Poerio muore perché la colonna che sta attaccando Mestre attaccherà attraverso quel ponte, avendo di fronte gli austriaci schierati con i cannoni caricati a mitraglia, e li attaccano frontalmente. È una cosa di cui così si passa sempre sopra come se fosse ovvio, ma vorrei che qualcuno facesse l'esperimento di trovarsi di fronte a una situazione di questo tipo e se fosse proprio così naturale che questi uomini andassero all'attacco comunque. E il successo è completo quel giorno. Mestre è conquistata, gli austriaci si ritirano fino a Treviso, quelli che sopravvivono. L'errore che viene commesso è di sgombrare Mestre. Mestre non viene utilizzata come base avanzata e si ripiegano su Forte Marghera. È lo stesso tipo di errore che Guglielmo Pepe, senz'altro un uomo bravissimo cavallerizzo, un gentiluomo d'antico stampo, retto e di grande virtù, ma militarmente purtroppo un po' scadente, aveva già commesso sgombrando Padova senza combattere quando era caduta Vicenza. È una situazione in cui la città si limita a difendersi senza lanciare nessun tipo di controffensiva. Notare bene che gli austriaci offrirebbero il destro perché si dispongono a cordone lungo tutto l'arco lagunare. Quindi in qualsiasi punto, tenendo conto che l'armata di difesa è più o meno numericamente equivalente a quella di attacco, Guglielmo Pepe potrebbe ottenere una significativa superiorità numerica, probabilmente una supremazia, e tagliare questo cordone e quindi infliggere agli austriaci una sconfitta considerevole. Anche in questo caso si aspetta che i piemontesi vincano per conto loro. Invece Radetzky, che è super allenato e ha i suoi uomini che lo seguono con fanatica devozione, ottiene la decisiva vittoria di Novara quando mette esattamente in atto il piano bellico che lui aveva concepito già negli anni precedenti. A questo punto Venezia resta da sola. Quello che è veramente notevole di questa fase della guerra è la volontà fermissima dei veneziani di continuare a combattere. Quando Manin pone la questione, ma potremmo anche trattare una qualche forma di resa, la piazza insorge. I veneziani non ne vogliono sapere degli austriaci, in nessun modo. È tale e così radicato l'odio contro gli austriaci che sono disposti a combattere a oltranza. È la bandiera rossa di resistenza a oltranza che viene alzata sul ponte. Noi vediamo nell'immagine lì a sinistra il ponte che viene tagliato dopo che Forte Marghera è caduto e viene trasformato in una batteria avanzata. Vediamo quello che è un quadro, noi abbiamo molti quadri
soprattutto di Caffi, che ci raccontano cosa è successo, ma quello che noi, che nel libro così riporto, sono le testimonianze degli ufficiali austriaci quando entrano a Forte Marghera, perché noi non abbiamo nessuna idea di che epopea di resistenza sia stata quella di Forte Marghera. Ci sono ufficiali austriaci con le lacrime agli occhi nel vedere i cannoni imbrattati del sangue degli artiglieri, che sono rimasti fino all'ultimo, e sono volontari, tutti, arrivati da tutta Italia. Abbiamo gli artiglieri della Legione Bandiera e Moro, abbiamo i volontari della Legione Galateo, i cacciatori del Sile, abbiamo perfino svizzeri, gli universitari pavesi del battaglione Nogaro. È una impresa collettiva degli italiani. Quello che vedete è, per questo dicevo Campalto, che salta in aria sotto il fuoco austriaco. Questa è un'immagine che ci restituisce meglio la trasformazione del ponte in una batteria avanzata e quello che sono costretti a fare gli austriaci per cercare di bombardare la città, cioè montano i cannoni su questa specie di slitte fortemente quasi in verticale, sono per cercare di aumentare la gittata dei cannoni, perché la ratio che sta alla costruzione di Forte Marghera da parte dei francesi qual è? I cannoni dell'epoca, portati sulla gronda lagunare, potevano arrivare fino alla periferia di Venezia. Costruendo Forte Marghera, quello che poi diventa Forte Rizzardi e Forte Manin a destra, si crea una barriera per impedire il dispiegamento dei cannoni. Però ormai gli austriaci hanno conquistato tutto quanto. Notate bene che Venezia è stata bombardata nella sua storia sostanzialmente 2 volte, entrambe le volte sono stati gli austriaci, la prima è qui durante l'assedio del 48-49, la seconda sarà durante la Grande Guerra ed sono bombardamenti terroristici condotti contro la popolazione civile, sia ben chiaro, perché se noi troviamo palle di cannone austriaco ancora adesso infisse un po', per esempio a San Salvador o in altri edifici, è perché sparavano a casaccio sulla popolazione sperando. Niente di nuovo, quello che succede oggi non è niente di nuovo rispetto a quello che succedeva. E arrivano a concepire anche un primo attacco dall'aria attraverso dei palloni aerostatici, ci provano 2 o 3 volte, ma insomma è un fallimento completo, il che però la dice lunga sulla volontà di piegare la città che si piega solo perché chiusa dal lato di mare non è più rifornibile. Come scrive Fusinato, il morbo in furia, il pan ci manca, certo il colera miete le sue vittime, ma non c'è più da mangiare in città e questo è il problema con cui Manin si trova a fare i conti, oltre che con il fatto che in Europa ormai la rivoluzione ha perso ovunque. Venezia è l'ultimo baluardo di resistenza dell'insurrezione originaria della primavera dei popoli del 48. È già caduta Roma, non per niente Garibaldi cercherà di raggiungere Venezia, ma non ce la farà e si fermerà in Romagna. Ma è caduta l'Ungheria, che è stata domata dalle baionette russe, e a questo punto, di fronte allo sfascio generale, Manin tratta la resa. Se non ci saranno condizioni di favore, gli austriaci si vendicheranno subito, c'è un moto di abbandono della città, di gente che va in esilio, di gente che viene espulsa dalla città dagli austriaci, ma anche di moltissimi che non ne vogliono sapere di tornare sotto l'Austria, e così gli austriaci riprendono il controllo della città e con essa di tutto il Lombardo-Veneto. Bisognerà aspettare poi del tempo perché le cose cambino. È una epopea quella di Forte Marghera, di Venezia, della prima guerra di indipendenza. È una storia incredibilmente ricca, fatta di valore, di coraggio, ma anche di cinismo da parte dei dirigenti politici, in modo particolare di Casa Savoia, che non esita
a barattare per la propria volontà di conquista della Lombardia e di una espansione territoriale, di barattare la vittoria nella guerra finale. È una lezione che Cavour apprenderà molto bene e sarà questo il motivo per cui nel 1859 non si ripeterà quello che era successo 10 anni prima. Vi ringrazio dell'attenzione, sono qua a vostra disposizione per qualsiasi curiosità e domanda. E mi auguro che questi percorsi del 48 si possano fare, perché sia nella città anfibia, storica o d'acqua, come volete chiamarla, sia in quella di terraferma, ce ne sarebbero veramente parecchi e di molto interessanti. Beh, indubbiamente i comandanti sono stati molto carenti, a volte sono stati proprio vili, delle altre sono stati incapaci. Per esempio Carlo Alberto è personalmente un uomo coraggioso, però è un uomo incompetente. Rischia più volte la vita in prima linea, non gli si può dire. Spesso ai Savoia di questa generazione, anche Vittorio Emanuele, o lo zio, il duca di Genova, il duca d'Aosta, insomma sono impegnati in prima linea, quindi non si può dire lo stesso di Durando, che in prima linea non si vede mai, e quindi qua sono autorizzati i più grandi sospetti. Sicuramente il grande entusiasmo che i volontari portarono sul campo di battaglia venne sprecato assai malamente. Grazie Federico. Grazie a voi. Sollecito ancora qualche domanda, ne possiamo approfittare perché Federico è stato veramente nei tempi e quindi ci dà la possibilità. Dovete solo un po' vincere i timori. Prego. Venezia è sempre stata centrale nell'economia militare e geopolitica. No? Infatti non mi ricordo, intorno al 400 con la conquista di Bergamo e poi successivamente la battaglia di Milano si poteva essere veramente candidata a diventare l'unificatrice della penisola, che all'epoca era un'espressione diciamo così territoriale, poteva veramente già secoli prima essere unificata sotto però l'egida veneziana. Io questo mi ricordo bene, ne avevamo parlato un anno fa, e quindi è sempre stata centrale nella vita geopolitica, perché probabilmente a livello geopolitico geografico Venezia ha un'importanza capitale, perché è proprio il centro dell'Europa, tutto sommato, no? È come dire, il ponte di collegamento. Non posso che essere d'accordo, perché ho scritto Venezia offensiva in Italia che parla di questo, e colgo l'occasione perché della centralità che è ancora adesso di questo angolo di mondo rispetto al Mediterraneo e a tutto ciò che vi ruota attorno, parleremo in 3 incontri all'Ateneo Veneto il 6, 20 e 27 di marzo, al quale ovviamente vi invito a partecipare, e il cui titolo è Geopolitica dell'Adriatico, perché l'Adriatico non è un mare qualsiasi. L'Adriatico è una specie di autostrada liquida che mette in collegamento il Levante e il Mediterraneo e quindi tutto il Levante con il cuore dell'Europa. Il punto di mare più vicino al cuore dell'Europa è lungo la costa alto-adriatica. Questo spiega perché Venezia abbia avuto la storia che ha avuto, per quale ragione sia stata così centrale, così ricca e così potente. Se non fosse stato per la sua collocazione geografica, tutto ciò non sarebbe potuto avvenire. Dopodiché i veneziani hanno sempre dimostrato una incredibile abilità nel capirlo e nel assecondare ciò che la natura aveva preparato.
io l'ho chiamata dottrina Orseolo, è quando il doge Pietro Orseolo II compie quella sua prima grande crociera di conquista in Istria e in Dalmazia, che porta la rotta orientale adriatica, allora necessaria per via delle condizioni della navigazione, sotto il totale controllo veneziano. E quello è il punto. E tornando alla unificazione dell'Italia fatta dai Savoia, sia chiaro, la vera divisione dell'Italia non è nord-sud, è est-ovest lungo la linea degli Appennini. Sfortunatamente un po' per noi a fare questa unificazione è stata l'Italia tirrenica. Questo spiega il prevalere di Genova, l'invenzione del triangolo Torino-Milano-Genova, che adesso è stato soppiantato dal triangolo Milano-Bologna-Venezia notoriamente, ma perché è caduta alla frontiera orientale e riaperte le vie di comunicazione naturali nord-sud, est-ovest, l'Adriatico è tornato a svolgere quella funzione che già i Micenei, gli Ateniesi, i Siracusani, i Romani avevano assolutamente compreso. È una via d'acqua fondamentale che unisce l'est e l'ovest, il sud e il nord. E questo spiega per quale ragione noi non siamo in un posto banale, per quale ragione il nostro porto sia un porto decisivo e perché dovremmo imparare ad amarlo un po' di più e a capire che dobbiamo risolvergli qualche problema, perché se all'epoca le navi avevano alcune caratteristiche, adesso ne hanno delle altre e da questo punto di vista la natura non ci aiuta, però noi possiamo aiutare la natura. E, scusate se mi allargo un momentino, però la storia delle alluvioni che stanno devastando ovunque e casualmente, e non per niente casualmente, non devastano il Veneto. Ma perché? Ma perché dagli antichi veneti ai romani, ai veneziani, bisogna dire la verità, gli attuali governanti della regione, la massima preoccupazione è stata quella di imbrigliare, sistemare, e dal punto di vista idrografico, quella che era una situazione sulla carta disperata, perché noi abbiamo il Po, il Tartaro Canal Bianco, l'Adige, il Brenta che era addirittura un fiume irregolare con un delta colossale, il Piave, altro fiume con un delta colossale, il Tagliamento. In mezzo ci mettiamo non so quanti altri fiumi, ne ho contati da 7 a 9 che hanno creato la costa che vediamo, però per l'interno rappresentava un problema. Adesso che ci sono i droni, varrebbe la pena ripercorrere tutto il corso del Piave per vedere cosa è stato fatto nei secoli per imbrigliarlo, domarlo e impedirgli le piene devastanti che aveva. Tra l'altro, la battaglia di Cornuda si svolge lungo la Brentella, cioè i volontari di Ferrare si appoggiano a... Che cos'è la Brentella? Con questo nome i veneziani chiamavano praticamente qualunque canale che loro costruissero per deviare e collegare e scaricare le acque. I bacini di laminazione non è che siano stati inventati l'altro giorno, sono sempre esistiti le aree golenali. E i veneziani erano maestri in questo, visto che sono arrivati al punto di deviare il Po, perché loro hanno deviato anche il Po. E tutto ciò ci insegna che, insomma, la natura possiamo anche cercare di aiutarla a non fare tutti i danni che altrimenti, lasciata libera, farebbe. Qua mi taccio. Ma questo anche la Brenta. Dunque c'è un motivo linguistico che però io personalmente non so, non mi ricordo in questo momento e lo ammetto, però sì, il è perché fiume, però da noi si usa anche al femminile, è vero? No, la Piave sì, si usa, ma... La pregherei di stare sul tema, però. La pregherei... grazie.
No, diciamo che prima c'erano dei meritevoli volontari che si davano molto da fare, perché questo è un paese che si regge sul volontariato. Noi siamo in assoluto il paese del mondo, credo, con più associazioni di volontari. Sa, però le vecchie amministrazioni sono anche coloro che hanno realizzato tutto il rifacimento di Mestre, perché il rifacimento di Mestre, prima ho citato Piazza Ferretto, il ponte, l'M9 e via dicendo, è in realtà, come sempre, adesso, se posso permettermi, sono tutti che pensano che Trump cambi la politica dell'America. Un bel corno. E si chiamano costanti geopolitiche di lungo periodo. Chiunque sieda alla Casa Bianca deve seguirle e le continuerà a seguire, perché sono gli interessi nazionali americani in questo caso. La stessa cosa succede in piccolo in una città come questa. Esistono delle costanti che non sono così aggirabili come semplicemente perché per volontà ideologica magari si vorrebbe, ma dopo non basti pensare alla metamorfosi del ministro delle finanze Giorgetti, ma perché? Non è che si sia metamorfizzato lui, è che la realtà è quella che è. Cioè, se sei seduto su una montagna di debiti e i soldi sono quelli, hai voglia tu a voler tagliare le tasse, non lo puoi semplicemente fare. E questo che a noi, nella polemica di ogni giorno, manca questa concezione, che invece per dire nella Venezia della Repubblica Serenissima avevano chiarissimo, per cui il personale ruotava negli uffici ma la politica non cambiava, perché la dottrina Orseolo, elaborata nell'anno 1000, nel 1797 non avevano più la forza di implementarla, ma avrebbero tanto voluto mantenerla, perché la geografia è quella, la geografia, ecco la storia, senza la geografia non si capisce, né in grande né in piccolo. E questo a noi tutti piace pensare che la nostra volontà sia in grado di forzare la realtà, ma la realtà ha le sue leggi un po' inesorabili. Bene, ne approfitto io per fare un'ultima domanda a Federico e ritornare a Forte Marghera, diciamo, alle vicende che lui ci ha illustrato da una prospettiva molto più ampia. È difficile dare, anzi bisogna essere prudenti a dare dei giudizi tranchant anche su queste vicende, e sono d'accordo. La prima considerazione è questa: sortita di Mestre, tatticamente è vero, è stato un grave errore ritirarsi nel forte, ma forse l'hanno fatto anche per mancanza d'uomini. Questa è la prima domanda. La seconda invece discende dagli studi che anch'io ho avuto occasione di fare anni fa proprio sulle vicende del forte e dell'assedio. Quando gli austriaci arrivarono a Mestre, presero il forte, e nel Consiglio di guerra veneziano ci fu un dibattito su cosa fare del ponte ferroviario, e fu un dibattito feroce perché alcuni non volevano che fosse demolito, perché ormai avevano capito che le cose si stavano compiendo, e quindi la salvezza del ponte, per quanto Venezia sarebbe poi ritornata sotto controllo austriaco, la salvezza del ponte avrebbe assicurato un futuro alla città, un collegamento ferroviario fondamentale. E diciamo, quello che è stato attuato del ponte, cioè avere creato una batteria, come abbiamo visto anche dalle immagini che ci hai mostrato, è stato una sorta di compromesso, di compromesso. Ora, da questo dibattito e da altre cose che ho avuto modo di mettere in evidenza, su delle cose che ho scritto su Forte Marghera, vediamo che i massimi responsabili della difesa veneziana avevano idee diverse. Di questo non mi sorprendo, perché è normalissimo, perché non siamo in una comunità ristretta. Lo stesso Manin, quando si costruì la linea ferroviaria e il ponte, fu incaricato fu colui che si recò a Milano in cerca degli azionisti per trovare i capitali per costruire la strada ferrata. Insomma, ecco, quindi
Manin è un personaggio veramente a tutto tondo che secondo me ancora deve essere capito fino in fondo. Forse lui ha fatto l'errore di affidarsi troppo all'alleanza con i Savoia, che praticamente poi l'hanno graziato, perché se tutto è fallito per la ragione di Stato piemontese, potremmo chiamarla così, no? Però diciamo che il Manin si trovava in una situazione estremamente complessa, estremamente complessa. Beh, allora, gli uomini ce li avevano, ho accennato prima, erano praticamente equivalenti agli austriaci che avevano di fronte, quindi avrebbero potuto immaginare qualcosa di meglio, soprattutto avrebbero potuto intervenire prima, aiutando durante i pontifici a fermare gli austriaci che arrivavano dall'Isonzo. Quello è l'errore, diciamo, grande. Ormai all'epoca della sortita la situazione era compromessa. Sicuramente c'è a Venezia chi si preoccupa del dopoguerra, come sempre, d'altronde per dire Speer si preoccuperà di salvare gli impianti industriali della Germania che Hitler aveva ordinato di distruggere. Si preoccupa del dopo, no? Se la guerra è perduta, non è che devono morire tutti, muoia Sansone con i Filistei. E questo è vero. D'altronde è interessante l'osservazione che ha fatto Antonio Manno riguardo a Manin, perché la ferrovia è stata un'impresa privata. Nella prima parte del libro ne parlo, non è stata un'impresa pubblica, cioè non è lo Stato austriaco che costruisce la reale ferrovia ferdinandea, sono i commercianti veneziani in modo particolare che vogliono questo collegamento con Milano, faranno anche molta fatica negli anni e riescono a trovare delle sponde in terra lombarda e alla fine a costruirla. Ma è stata un'impresa privata che serviva al porto di Venezia sostanzialmente, perché il porto di Venezia era oggetto di un ostracismo totale da parte delle autorità austriache che gli preferivano Trieste, naturalmente dal loro punto. Niente di nuovo neanche qua, siamo nel presente. Trieste d'altronde è città fedelissima, quindi si può capire. Ecco, nell'odio degli austriaci verso i veneziani, bisogna dire la verità, nel giro di pochi anni combattono un'infinità di guerre contro, quindi si può anche capire che alla fine ci sia dell'ostilità e del rancore reciproco. Mi permetto di chiudere con un aneddoto folcloristico, perché quando gli austriaci hanno incominciato a bombardare Venezia, come ci raccontava Federico, il bombardamento fu attuato anche di notte. Ci ha fatto vedere anche un dipinto di questo bombardamento notturno. E sappiamo che alcune palle di cannone venivano riscaldate in dei forni a riverbero per renderle incandescenti, in modo tale che cadendo a caso appunto sui tetti di Venezia provocassero degli incendi, e si vedevano queste palle incandescenti arrivare nella notte e furono definite dal popolo veneziano le naranze viennesi. Grazie Federico.